Dopo aver esaurito lo spazio per il calcio, parliamo di pallacanestro in questo Sport Life del lunedì con gli ospiti che vado a presentare: Alberto Andriola, il coach della Fluid System 8300, bentornato coach. Grazie. E Simone Firmani, collaboratore del Messaggero Veneto. Ciao Simone. Buonasera. Con entrambi possiamo parlare certamente di Serie C Gold, perché la Fluid System 8300 ha battuto la Graffi Spilimbergo nel derby regionale, tra l'altro partita degli ex. Alberto, ne parleremo. Simone, tu segui anche la GSA Udine che ha vinto a Scandicci contro Firenze, partita che serviva alla formazione di Lardo soprattutto per redimersi dopo KO con Olzi Nuovi. Esatto. Non hai visto la partita, ma che tipo di sensazione hai avuto leggendo il risultato e il modo in cui è arrivata? Ma la sensazione è stata quella che questa partita sia molto servita dal punto di vista della fiducia, perché la sconfitta di domenica scorsa, della domenica prima contro Olzi Nuovi, non era stata ben digerita. Né dal pubblico forse, ma soprattutto dalla società. Per il modo in cui era avvenuta, non aveva giocato una grande partita la più, detto sinceramente, aveva sbagliato molte cose dal punto di vista difensivo, ma soprattutto dal punto di vista anche dell'attacco nei minuti finali. Vincere a Firenze dà una grande fiducia per il proseguo del campionato, un campionato che deve essere un campionato di alto livello. Campionato di alto livello a cui punta, credo, la Fluid System 8300 in Serie C Gold, ed è stata invece una ottima partita quella che avete disputato contro Spilimbergo sabato, Alberto. Ma sì, sicuramente facendo riferimento alla partita di sabato, penso che la squadra ha dimostrato sì, di essere pronta, insomma, per scontri ad alto livello con tutte le compagini del campionato. Per quello che riguarda invece l'alto livello generale, insomma, noi siamo un'ottima squadra sicuramente, ma che comunque vuol dire una neopromossa, per cui il nostro primo obiettivo è quello di consolidarsi in questa categoria più che fare quello che abbiamo fatto lo scorso anno. È chiaro che insomma, naturalmente questa squadra è stata costruita 2 anni fa per essere competitiva in questo campionato, e diciamo la cosa più interessante è che stiamo dimostrando che effettivamente lo siamo. Simone, faccio un po' di rally tra la Serie B e la Serie C Gold. Tornando in Serie B, c'è una squadra, Olzi Nuovi effettivamente a me almeno ha dato l'impressione di essere una squadra molto solida, molto concreta. Nel momento in cui dovevamo vincere la partita l'hanno vinta, e così è stato. Però la GSA rispetto a Olzi Nuovi, che cosa? Cioè, ha qualcosa in più, qualcosa in meno, qualcosa su cui deve lavorare? Guarda, sicuramente deve lavorare tanto ancora, proprio perché ha molte potenzialità forse non ancora inespresse. E secondo me la cosa che sulla quale si deve concentrare di più sono i playmaker in questo momento, perché dal playmaker parte alla fine il gioco di tutta la squadra. I 2 playmaker sono molto giovani, sono Marchetti del 93 e Nobile del 95. Lardo, il coach, sta cercando di insegnare il loro lavoro, quello che devono fare durante le partite. È un playmaker in carriera, per cui penso che sia la persona più adatta, no? Immagino. Esatto, appunto. E quindi da lì dovrebbe partire il lavoro principale di Lardo, anche perché dal punto di vista delle guardie, delle ali e anche sotto canestro siamo abbastanza ben messi. Quindi la GSA dovrebbe appunto partire dal punto di vista dei playmaker per poter arrivare fino in fondo a questo campionato. Alberto, tu hai avuto modo di vedere la GSA, ci avete anche fatto amichevole tornei? No, amichevole no, sì. Ho visto, quando sono uscito sono sempre andato a vederli, ogni tanto vado anche a vedere gli allenamenti perché sono molto interessato dal lavoro di Lino, che insomma, in questo momento insomma, in regione penso che sia l'allenatore migliore che abbiamo a disposizione, c'è poco da... un attore che ha fatto una finale di scudetto, insomma, che ha esperienza, quindi va sempre bene andare a vedere i colleghi bravi. Quindi sì, ho visto alcune partite, non ho visto quella di Olzi Nuovi perché giocavamo anche noi in concomitanza, penso di aver perso la più importante, tutto sommato. Quello che ho visto è che è una squadra che ha un potenziale pazzesco e che deve solo scaricare i cavalli, insomma, secondo me. Sono d'accordo con Simone che il salto di qualità può farlo proprio la testa della squadra, no? Però insomma, la squadra è ottima e i campionati si vincono a maggio, non adesso,
penso che ci sia tutto il tempo, il carisma e la struttura per riuscire proprio a scaricarli questi. L'unica cosa secondo me è che bisogna lasciare in pace la gente lavorare, e questo così, sia dall'interno che dall'esterno. La squadra ha perso una partita, pazienza, insomma, ecco, l'importante è che poi vinca quando li tornerà ad incontrare nei playoff. Questo è, siccome il lavoro secondo me che stanno svolgendo è ottimo, lasciamo ogni tanto da parte, secondo me, il vincere o perdere, quanto concentriamoci sulla creazione di un gioco che sia solido e che poi possa essere fruttuoso nel momento giusto. Chiarissimo il messaggio di Alberto Andriola a proposito di cavalli a disposizione, di puro sangue a disposizione di Leonardo a Firenze, a Scandicci. Uno dei protagonisti è stato Poltroneri, che ascoltiamo nell'intervista. Davide Poltroneri è stato uno degli artefici di questa vittoria dominata a Firenze, sei d'accordo? Sì, è stata una partita diciamo facile, alla fine si è rivelata. Non lo era inizialmente perché comunque loro sono una squadra fastidiosa, una squadra che lotta, e quindi non è stato semplice, però ci abbiamo messo il nostro. Comunque volevamo anche riscattarci dalla sconfitta in casa della scorsa settimana, e quindi è positivo essere venuti qua a prendere 2 punti. Eri venuto ai nostri microfoni appunto dopo la sconfitta contro Orzinuovi. Con coach Lardo abbiamo concordato nel dire che è stata la risposta che il tecnico si aspettava dopo quel KO contro la formazione orceana. Che cosa vi siete detti in settimana voi giocatori, anche per poi dimostrare sul campo oggi a Firenze tutta la rabbia forse che avevate accumulato? Detti niente di che, nel senso che è stata una partita comunque che è dispiaciuta a tutti perdere, e quindi volevamo subito rifarci perché era importante riprenderci comunque 2 punti in un campo comunque difficile come quello di Firenze, e quindi ci siamo messi giù e abbiamo lavorato duro e siamo venuti qua a fare la partita e ci siamo riusciti, quindi molto positivo. Adesso 2 giorni di riposo e poi domenica alle ore 18 al Benedetti contro Crema in un Maranga che dovrebbe essere strapieno anche grazie all'apporto dei tifosi che vi hanno seguito anche quest'oggi a Firenze. Oggi sono stati magnifici, veramente hanno animato il palazzetto, quindi li ringraziamo tantissimo e siamo convinti che ci seguiranno ancora di più e con tantissimo entusiasmo anche in casa con Crema. Dopo aver ascoltato le parole di Poltroneri, GSA che dunque ottiene 2 punti importanti, torna a vincere dopo il KO interno con Orzinuovi. C'è una squadra, Simone, in questa Serie B che secondo te potrebbe insidiare GSA e Orzinuovi? Ma abbiamo sicuramente Bergamo e anche Crema, che sono tra l'altro le prossime 2 avversarie della GSA, nell'ordine inverso, quindi prima Crema al Benedetti e poi a Bergamo. Bergamo ce la ricordiamo molto bene purtroppo perché ha eliminato la GSA Udine lo scorso campionato nei playoff e ai quarti di finale ed è tuttora comunque a 8 punti in classifica come la stessa più, quindi si riproporrà un altro duello ad alto livello di queste 2 squadre con in aggiunta Crema. A proposito di Bergamo, salutiamo Magini che so che ci segue anche attraverso Web TV, Magini che fu uno dei protagonisti proprio di quella eliminazione della GSA per mano di Bergamo. Parlando di Serie C Gold invece, Alberto, ancora faccio fatica a capire chi possa essere la squadra di riferimento. E ancora, vabbè che siamo alla seconda giornata, per cui sì, i livelli sono ancora chiari, però secondo te quale può essere? Ma secondo me non c'è una squadra di riferimento, ce ne sono alcune, cioè, per tra cui sicuramente ci siamo anche noi, sicuro. Da quello che sto vedendo. San Vendemiano, Jadran, Corno, Caorle, Oderzo, queste sono secondo me quelle che alla fine saranno nei primi 4, 6 posti, 8. E che poi secondo me si giocheranno. Io penso che queste squadre che ho nominato le troveremo tutte nei primi 4, poi se alla fine quando vai in semifinale dipende quello che ti capita. E cioè, quello ho visto come impianto, come struttura societaria che è importantissima. Le squadre riescono a rendere se dietro c'è un impianto di società di un certo tipo, se le cose sono organizzate bene. E quindi queste squadre, Jadran, Corno, Oderzo, Caorle, sono anni che sono questi livelli, no? E anche di più, quindi
hanno costruito squadre importanti e hanno strutture importanti, quindi questi sicuramente saranno quelle che arriveranno. Simone, tu eri a Tarcento e ti sarai sicuramente allettato con il terzo tempo del presidente Tesini. Beh, purtroppo sono dovuto scappare anche perché dovevo scrivere l'articolo e a Tarcento c'è un problema, ho un problema personale con internet, con la rete, con il mio cellulare che non prende molto bene e quindi per mandare l'articolo devo per forza allontanarmi dal palazzetto. Inoltre dovevo seguire anche la GSA che avrebbe giocato un'ora dopo e quindi sono dovuto scappare. E salutiamo anche il presidente Tesini, però in realtà è molto bella questa iniziativa del terzo tempo che comincia anche a avere, Alberto, pubblicità al di fuori del Friuli, per cui so che ci sono varie società che arrivano dal Veneto, mi telefonano prima e fanno ci vediamo al terzo tempo di Tarcento. Beh, quindi magari arrivano, perdono, però si questa divertono. naturalmente no, è stata mediata da ben altri terzi tempi più famosi, diciamo, quelli del basket, però vuol dire è una bella iniziativa. E il Presidente ci tiene molto, del resto insomma lui con i suoi trascorsi naturalmente ha un occhio di riguardo anche alla comunicazione, questo è un modo insomma, ecco, per comunicare territorio, per comunicare amicizia, insomma al di là di quello che può succedere in campo, alle volte insomma, vuol dire, ci sono delle tensioni in campo che poi vengono così affievolite proprio dalla possibilità di scambiarsi due chiacchiere insieme e anche magari di chiarire alcune cose che sono successe in campo e va bene perché ci si lascia, voglio dire, con un altro tipo che dovrebbe naturalmente sempre accompagnare poi l'evento sportivo in sé. Nel terzo tempo di Tarcento Spilimbergo di sabato c'era per noi Franco Terenzani, che so che lui si è fatto bisboccia effettivamente nel post partita, però ha raccolto anche le interviste. Oggi è stato il classico esempio di tutta la squadra che ha giocato bene, io sono veramente orgoglioso, venivamo da una brutta partita, non potevamo avere reazione migliore in casa nostra davanti al nostro pubblico, sono veramente felicissimo per tutti i ragazzi che sono super. Più in attacco o più in difesa secondo te? Secondo me più in difesa perché avete veramente messi in difficoltà gli amici di Spilimbergo. È che sai, parte tutto dalla difesa, siamo partiti belli intensi dietro, in attacco abbiamo talento e quando siamo così carichi, con così tanta voglia, anche in attacco poi le cose vengono e sono venute bene. Cancellata la prestazione di 7 giorni fa, ecco adesso tutto da vedere. Adesso il campionato è lungo, noi dobbiamo pensare a noi stessi, non guardare né gli avversari, perché abbiamo dimostrato che possiamo vincere con tutti se giochiamo così, che possiamo perdere con tutti se giochiamo male come domenica scorsa. Per Bagnarol si è trattato di ritornare a prendere confidenza con il terreno, con il pallone dopo un po' di assenze. Con la maschera non si gioca bene, no? Ovviamente, non è il top. No, beh, la maschera un po' mi blocca la visione laterale soprattutto. Però sì, non voglio tirare fuori scuse, abbiamo giocato male, punto. La maschera... Riuscivate anche nei primi due quarti soprattutto a trovare spazi offensivi. Abbiamo sofferto la loro gran giornata di tiro, i loro grandi giocatori, perché Munini oggi è immarcabile, ha tirato in testa a tutti e nessuno ha potuto fare niente. E in attacco siamo stati poco intelligenti perché un po' tutti hanno voluto fare i salvatori e quando fai così tendi ad andare sotto. Abbiamo preso un primo parziale, ne abbiamo preso un secondo e purtroppo la partita è finita. Questo non vuol dire ovviamente che la Vis Spilimbergo non ci sia però, no, mentalmente. Certo, gli hanno sovrastato un po' anche a livello di rimbalzi, eccetera. No, noi ci siamo, ci alleniamo bene, puntiamo a fare bene ogni sabato. Purtroppo oggi io devo fare i complimenti a Tarcento che ha giocato davvero meglio e punto. Noi guardiamo la prossima adesso. Devo fare i miei complimenti a Tarcento perché ci ha messo in difficoltà fin da subito con la sua fisicità. Per contro tutto quello che volevamo fare noi è andato storto. Avevamo provato determinate situazioni che non siamo proprio riusciti a mettere in atto e questo ci ha completamente disunito. Per cui bravo Tarcento, ma molto peggio Spilimbergo. Cosa secondo te potresti salvare quindi da questa prestazione un po' opaca della tua squadra che effettivamente ha avuto tante difficoltà offensive ed è stata in difesa effettivamente sorpassata? Guarda,
non salvo quasi nulla, nel senso che nel momento in cui siamo andati in difficoltà non abbiamo giocato come possiamo fare. Abbiamo trovato troppe soluzioni estemporanee e sbagliato troppe cose banali. Per cui in questo momento abbiamo una settimana per risolvere tutto e ricominciare a lavorare come prima di Arzignano. Diciamo, tra le note positive il rientro di Bagnaroli, insomma. Sì, ecco. sì. Probabilmente gli ho dato anche qualche minuto in più. Lui veniva da un allenamento e uno scampolo di un amichevole che abbiamo fatto mercoledì. Ecco, spero che questa partita a lui sia servita come condizionamento per rientrare velocemente in forma. Rieccoci in studio. Alberto, sei tornato in Serie C1, la C Gold, C Dilettanti, insomma ogni anno cambia nome, ma il campionato è sempre quello. Dopo un po' di tempo, che tipo di livello di competizione hai trovato? Ma insomma ti dirò che più o meno io almeno non vedo questa grande differenza. Adesso, sì, a parte questo, i 2 anni che ho fatto in C2, poi venivo anche dalla B, ecco, io vedo che il salto vero è tra la C e la B. Ecco, quindi C1, B2, sì, diciamo, C Gold, ecco, sì, queste qua, sì. diciamo noi che siamo vecchi, sì, dalla C1 alla B2. Lì c'è un salto proprio totale di tutto, di impostazione, di allenamenti, di giocatori professionisti che fanno solo quello e non come ho io, insomma, e come quasi tutti quelli della nostra categoria, hanno gente che lavora fino alle 7:30 che poi si fionda in palazzetto, ecco, quindi lì è il salto vero. Tra la C2 e la C1 onestamente ti dirò che ci sono noi l'anno scorso che abbiamo fatto la C2 potevamo tranquillamente fare la C1 già l'anno scorso e credo che ci sia, da quello che ho cominciato a vedere, che ci sono delle squadre nella nostra C regionale che potrebbero tranquillamente battere delle squadre di C1 nazionale. Quindi diciamo il livello è quello. L'ho visto, come mi ricordo, l'ultimo anno di C1 quando ero a Spilimbergo che vincevo il campionato. Alcune squadre molto buone, San Vendemiano quella volta, con cui giocavamo in finale, San Vendemiano adesso è una delle squadre migliori. Ecco, Carlo era buono ed è buono, lo Jadran era buono ed è buono, più o meno sono lo stesso livello, è sempre quello. Poi è chiaro che insomma, ecco, ti può capitare l'anno in cui hai, che ne so, il Monfalcone e il Corno che sono scesi dalla B2, hanno giocatori di B2 e lì non c'è poco da fare, trovi invece degli anni in cui, come questo, ci sono secondo me 6-7 squadre allo stesso livello, per cui chi arriva in forma alla fine dell'anno e magari c'è un po' di fortuna in più riesce anche a ottenere risultati. Che forse è anche più bello seguirlo questo campionato. Sì, secondo me sarà molto interessante se fino in fondo. Siamo quasi in chiusura. Simone, prossima partita abbiamo detto GSA contro Crema Benedetti, ore 18 di domenica in diretta su Udinese TV. Che tipo di partita sarà? Cosa ci aspettiamo? Ma intanto c'è da vedere se la GSA riesce a recuperare Zacchetti, che si è bloccato la settimana scorsa alla schiena e appunto non è potuto scendere in campo a Scandicci. Questo è il primo dato di fatto. Poi dall'altra parte c'è Crema che ha gli stessi punti della GSA, ha perso una partita, se non sbaglio contro Vicenza, e una squadra che gioca più dentro l'area che fuori, tira meno da 3 e più da 2. Questo insomma, potrebbe essere un fattore determinante nel momento in cui Zacchetti magari non scende in campo. Zacchetti, ricordiamo, è il centro della GSA. Lardo lo ha detto anche sulle pagine del Messaggero di quest'oggi che preferirebbe, spera anzi in un rientro dell'ex capitano, perché l'attuale capitano Vanuzzo ha comunque 40 anni, quindi farlo giocare tutta la partita sarebbe molto rischioso. Alberto, la tua prossima partita invece? Io sono ad Arzignano, vicino a Vicenza, abbiamo 2 trasferte di fila adesso. Andiamo, insomma, in trasferta abbiamo dimostrato di esserci, una partita difficile, non difficilissima. Viene a capire però in che condizioni arrivano alcuni dei tuoi giocatori che so che sono acciaccati. Sì, noi abbiamo il problema di bacino, adesso mercoledì avrò il consulto con il dottor Bassini, l'ortopedico, e
vedrà la risonanza, farà un'analisi clinica e vediamo cosa far permettere un problema di menisco, forse non solo quello, ma aspettiamo, che questo è l'unico cruccio che ho in questo momento, proprio il fatto di vedere se Fabio è recuperabile così oppure dovremo intervenire insomma chirurgicamente. Speriamo di no, però sì, che sarebbe il secondo anno consecutivo. Il fondato sì, lui l'anno scorso ha avuto un problema muscolare, quest'anno diciamo potrebbe essere menisco, quindi da operare. Vediamo, insomma, cercheremo di tenere botta anche se di lui. Non è facile, però insomma pazienza, alle volte da questi momenti si esce ancora più forti. Facciamo in bocca al lupo anche al Baccio, ovviamente, che possa tornare al più presto sanissimo, in modo tale da sforacchiare le retine come faceva fino a poco tempo fa. In bocca al lupo a Alberto Andriola nell'ottica di Arzignano. Grazie a Simone Firmani e buon lavoro. Grazie a voi. Ti leggiamo ogni giorno sulle pagine del Messaggero Veneto. E grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento con Sport Life lunedì, ore 20, prima il calcio, poi il basket, sempre su Udinese TV. Grazie al maestro Tomati regia. Ciao a tutti.